C'è un minuto, buongiorno a tutti, domenica 4 ottobre, un'ora da trascorrere in compagnia con le notizie del giorno, con quello che accade fuori dal nostro studio, con insomma, quello che accadrà soprattutto nelle prossime ore. Una domenica che insomma, si era aperta pensando al maltempo, pensando alle previsioni del tempo, per il momento insomma, più o meno in Veneto la situazione sta tenendo, a nord-ovest i problemi molto più seri e ci sono stati ieri. Per quanto riguarda il Veneto, poi insomma la questione del Mose con il primo vero banco di prova di ieri, è stato attivato il Mose per proteggere Venezia e a quanto pare è andato tutto bene perché Piazza San Marco è rimasta asciutta. E poi insomma ovviamente le notizie del Covid, legate al Covid, che insomma andiamo subito a vedere perché è arrivato il bollettino di Azienda Zero, quindi della regione Veneto, bollettino che fa la fotografia da ieri sera a questa mattina, vedete il report fino alle ore 8 e ci sono ben 176 nuovi casi positivi, come vedete qui, che sono, diciamo, si sono registrati durante la notte. Le città con più casi: Treviso 36, Venezia 38, Vicenza 39, poi 20 casi per Padova e Verona, 15 per Belluno, 5 per Rovigo, quindi cala, diciamo, nel bellunese e a Rovigo il numero di casi positivi. Andiamo a vedere anche i ricoveri, perché ovviamente sono l'altro dato importante. Ci sono, lo vedete qui sotto, 5 nuovi ricoveri nella notte in area non intensiva. Rimane per fortuna invariato il dato per quanto riguarda le terapie intensive. Vediamo qui un 5, cioè i 5 casi nuovi sono in pratica i 5 ricoveri all'ospedale di Belluno. Adesso si tratta di capire se sono stati registrati tutti insieme, se sono avvenuti tutti insieme, insomma questo poi lo approfondiremo. E per quanto riguarda i decessi, purtroppo c'è anche un decesso da registrare. Questo per quanto riguarda la notte, diciamo. Se poi calcoliamo le 24 ore in Veneto, i contagi sono 261 in più, se calcoliamo dalle 8 di ieri mattina alle 8 di questa mattina, quindi situazione insomma che non è che sia proprio così tranquillizzante. Dicevamo del Mose, volevo mostrarvi le immagini. Allora il nostro servizio è legato proprio a quello che è accaduto ieri con il Mose. Anche il Premier Conte è intervenuto e ha detto: è stata una giornata importantissima per la città di Venezia, per la prima volta il Mose ha protetto la città. È accaduto ciò che in un paese normale non dovrebbe nemmeno far notizia. Le precipitazioni su Venezia hanno fatto scattare l'allarme, avviato il sistema di barriere del Mose, scrive ancora il Premier Conte. Nell'arco di poco tempo le paratoie si sono alzate e il rischio di acqua alta è stato scongiurato. Confidiamo che il Mose possa funzionare sempre. Abbiamo l'imperativo di proteggere la città, i suoi abitanti, tanti turisti e le sue inestimabili bellezze. Lo ha scritto il Premier Conte. Noi andiamo a vedere un po' riassunto anche con le immagini di quello che è accaduto ieri. Il servizio che parla proprio della copertina, diciamo così, su quello che è accaduto ieri con il Mose. È un evento storico, al di là delle polemiche, al di là
di tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, insomma è un evento storico e quello che dobbiamo registrare è che il Mose ha funzionato e ha protetto la città. Naturalmente, poi lo sentiremo magari nei prossimi servizi, insomma c'è chi dice si doveva fare prima, doveva essere attivato anni fa, non è detto che serva ancora perché nel frattempo il clima è cambiato, il clima globale, tutte verità, ma insomma intanto registriamo che il Mose ha svolto la sua funzione ieri quando è stato chiamato a farlo, quando è stato acceso, diciamo così. Sentiamo cosa ha detto Zaia riguardo alla giornata di ieri, cosa ha detto dunque il Presidente del Veneto. Oggi è una giornata storica perché siamo davanti a un'opera che è un'opera ormai che ha datata, è un'opera per la quale abbiamo atteso veramente decenni per vedere se funzionava. Oggi abbiamo la certezza matematica del funzionamento, è un'opera che è costata molto sotto il profilo finanziario, ma anche di polemiche e di inchieste, lo sappiamo tutti, e almeno la rassicurazione che questo serva a Venezia. Piazza San Marco, una piccola pozzanghera contro un 30-40 cm che inevitabilmente avremmo avuto d'acqua. Direi positivo, spero che si continui così e spero che si riesca ancora di più a potenziare il sistema, e questo vorrebbe dire una messa in sicurezza generale e totale di Venezia. Ricordiamoci che resta poi ancora da risolvere il problema di San Marco, ma già questo segnale è un ottimo segnale. Di San Marco significa insomma, che comunque anche la piazza, la basilica, che in epoca recente insomma, erano andate sott'acqua, quindi c'è un po' da verificare quella situazione soprattutto. Comunque insomma queste le dichiarazioni di Zaia e vi ho letto poco fa anche quelle del Premier Conte, è una situazione quindi che tutto sommato ieri è stata positiva. Per fortuna pensate cosa sarebbe successo se il Mose non avesse funzionato, quindi insomma intanto un piccolo passo in avanti direi è stato fatto e questo è sicuramente positivo. Torniamo al Covid perché adesso da Roma arriva l'allarme soprattutto sui trasporti pubblici e sulle famiglie, cioè sulla trasmissione del virus all'interno delle famiglie. Infatti viene detto dal direttore sanitario dello Spallanzani che in questo momento si osserva un fenomeno di trasmissione del virus intrafamiliare, cioè appunto all'interno delle famiglie. Quindi i ragazzi in questo momento potrebbero essere trasmettitori di questa diffusione del virus prendendolo dalla famiglia, lo prendono nell'ambito familiare e poi lo portano a scuola, anche se pare di capire che non sono le scuole che in questo momento preoccupano di più. Significa, e tra l'altro c'è anche un aumento dell'età media, dice sempre il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, c'è un aumento dell'età media delle persone contagiate, quindi significa che dopo il ritorno dalle vacanze sia in Italia che dall'estero abbiamo avuto una trasmissione all'interno delle famiglie e i ragazzi così portano questa positività all'interno delle scuole. Vi dicevo anche dei trasporti perché preoccupano i trasporti metropolitani per le occasioni di contagio, soprattutto a Roma e nelle altre città più grandi. Sempre il direttore sanitario dello Spallanzani ha detto che nelle scuole si può e si sta facendo molto, ma quello che preoccupa sono i trasporti. Abbiamo fatto molto nei porti e negli aeroporti, diventando un riferimento europeo e internazionale, ma i trasporti metropolitani sono una grande fonte di preoccupazione. Bisogna raddoppiare i trasporti a Roma e nelle altre città italiane. Raddoppiare vuol dire i mezzi fisicamente, quindi gli autobus e le carrozze della metropolitana. Questo evidentemente perché il distanziamento si fatica a farlo rispettare all'interno dei mezzi di trasporto pubblico, e questo è un altro dato che appunto preoccupa. Sempre per il Covid, ma ci spostiamo a Bassano perché abbiamo fatto un po' il punto della situazione per quello che riguarda le scuole, perché nei giorni scorsi si erano registrati parecchi casi a Bassano ma anche sull'altopiano. La notizia di uno studente positivo all'ITIS Fermi di Bassano è di ieri. Lunedì ci saranno i tamponi all'interno della scuola e invece al liceo Brocchi, che è uno dei più grandi del Veneto, se non il più grande del Veneto, stamattina l'ULSS 7 ha eseguito, sabato mattina ha eseguito i tamponi a insegnanti e studenti dopo il primo caso di positività. Vediamo.
Nuovo caso al liceo Brocchi di Bassano, un liceo che conta ben 2300 studenti. Stamattina applicate le nuove direttive regionali in materia con i tamponi rapidi eseguiti direttamente a scuola. In questo caso si è scelta la palazzina della palestra. 40 gli studenti di 2 classi e 22 i docenti sottoporsi al test, tutti entrati in contatto con il docente positivo. Il Dipartimento di Prevenzione ieri ha stabilito che indipendentemente dall'esito del tampone la classe per maggior cautela e maggior tutela rimarrà in quarantena fino al 13 di ottobre. Siamo pronti per partire anche con la didattica integrata, abbiamo collegamenti, connessione, dispositivi pronti perché comunque questi casi erano previsti, insomma, eravamo più o meno preparati. Una certa apprensione fra i genitori, anche se si è consapevoli che il virus, almeno in questo momento, non è più il virus di qualche mese fa, con le terapie intensive intasate e i bollettini di morte. Ai genitori abbiamo scritto anche stamattina a tutta la comunità scolastica. È chiaro, è il primo caso, eravamo pronti, nel senso che con numeri così alti un po' ci si aspettava che potesse verificarsi il caso. Abbiamo visto che partendo già con il primo comunque siamo riusciti in fretta e in velocità ad organizzare. Sono stati 2 giorni durissimi perché ieri sera con tutto lo staff abbiamo lavorato fino a tardi per riuscire comunque a garantire la presenza quasi a tutte le classi. Stamattina 22 docenti erano in quarantena per fare il test, quindi è stato un lavoro di incastri e di sostituzioni. Il nostro obiettivo è quello di far sì che il liceo non si fermi, di riuscire ad andare avanti, ad accettare una situazione che sappiamo diventerà forse normalità, ma comunque di riuscire a tenere il più possibile i ragazzi con noi. Questo è uno dei nostri obiettivi quest'anno. Beh, insomma, è interessante sentire come sia ad ogni modo organizzata la situazione al Brocchi, come avete sentito, oltre 2000 studenti, quindi davvero una realtà importante del Veneto, ma anche la consapevolezza che i casi di positività erano in qualche modo prevedibili e che è scattata subito l'organizzazione dell'istituto per rimediare, per attivare la didattica a distanza. Speriamo insomma che ci si fermi lì, ecco, diciamo, tutto sommato, che non ci siano ulteriori sviluppi. Prima di fermarci andiamo anche a Padova, così facciamo un po' il punto della situazione, sentendo cosa ha detto il sindaco Giordani, perché si va, pare, anche a Padova verso l'obbligo delle mascherine all'aperto, anche se si aspetta la regione e il governo per prendere questo messaggio. Intanto, in attesa delle decisioni del governo, il sindaco ha dato un messaggio, ha lanciato un messaggio alla città. Sentiamo. Care padovane, cari padovani, buon sabato a tutti. Padova ha fatto molto per proteggersi dal coronavirus. Mascherina obbligatoria anche all'aperto. È pronto, anche se per ora resta in attesa, il sindaco di Padova Sergio Giordani, che spiega le ragioni in un messaggio alla città. Una seconda ondata del virus e un nuovo lockdown sarebbero disastrosi per l'economia di Padova, che in queste settimane si sta rialzando. Riprese le lezioni all'università, numerosi gli appuntamenti culturali a partire dalla mostra su Vincent van Gogh al San Gaetano. La mascherina è un'arma preziosa e il sindaco intende utilizzarla. Non ci sono alternative. O fermiamo i contagi prima che crescano o vince il virus e perdiamo tutti noi. Ecco perché attenderò ancora pochi giorni per vedere se dal governo o dalla regione arriveranno le enunciate misure che regolano in maniera ancora più violenta l'uso della mascherina, anche negli spazi aperti. Passato questo tempo proverò io ad assumere le misure particolari per Padova con un'ordinanza del sindaco. È mio dovere proteggere la città. Ecco, quello che sta avvenendo a Padova, dunque nelle prossime ore potrebbe esserci in città l'ordinanza del sindaco per introdurre l'obbligo di mascherine anche all'aperto, ma si attende anche quello che deciderà il governo e la regione, insomma un po' anche per muoversi, immagino, coordinati in maniera uniforme. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo e parliamo di maltempo. e 17, domenica 4 ottobre, ancora insieme con voi fino alle 13 per questa diretta, per questo Focus TG
che un po' fa il punto della situazione di quello che è accaduto in Veneto ieri e che sta accadendo in Veneto oggi. Diamo un'altra occhiata velocissima al bollettino di Azienda Zero, la fotografia della situazione a questa mattina alle 8 con 176 casi positivi in più registrati durante la notte. Passiamo dai 38 di Venezia, ai 39 di Vicenza, ai 36 di Treviso, fino ai 20 di Padova, Verona, ai 15 di Belluno e 5 di Rovigo. Questo è un po' l'aggiornamento. Per quello che riguarda i ricoveri, ci sono 5 ricoveri in più in area non intensiva, nessuna variazione per i ricoverati in terapia intensiva e purtroppo, vedete, c'è anche però un decesso. Questa è la casella che riguarda questo dato. Avevo detto poco fa che avremmo parlato di maltempo, tra poco lo faremo, però prima volevo chiudere il cerchio, diciamo così, sui controlli nelle scuole, sui tamponi effettuati. Vi avevamo poco fa nel servizio detto che al liceo Brocchi di Bassano erano stati effettuati i tamponi ieri. Ebbene, i tamponi sono tutti negativi, quindi questa è sicuramente una notizia positiva e incoraggiante, mentre a Marostica, rimanendo sempre nel bassanese, altri test rapidi sono stati fatti per gli studenti dell'altra scuola superiore che aveva registrato un caso positivo. Parliamo del liceo artistico De Fabris di Nove. Vediamo qui se ci sono aggiornamenti. Altro giro, altra corsa. Stavolta sono stati gli studenti del liceo artistico De Fabris di Nove a sottoporsi al test rapido dopo il caso di positività dell'insegnante. 62 i tamponi eseguiti stamattina a Marostica delle 3 classi, tamponi tutti con esito negativo. 3 gli studenti assenti, 1 che non ha dato il proprio consenso al test. Mentre è risultato positivo uno studente in particolare che non faceva parte di quelle classi ma che era entrato in contatto con l'insegnante. Prevista la quarantena per tutta la classe. Ecco, così abbiamo aggiornato la situazione, abbiamo detto come è andata, poi come si è conclusa la giornata di ieri. Dicevamo, parliamo anche di tempo, di meteo e lo facciamo collegandoci con Nicolas Farronato. Buongiorno Nicolas. Buongiorno a voi. Ecco, eccoci qua, insomma, sei un esperto di meteo, per cui ti chiediamo più o meno, insomma, invece credo che sia proprio interessante sentire la tua opinione su quello che doveva accadere, magari non è accaduto in queste ore, un po' ci fai il quadro della situazione. Sì, allora diciamo parliamo della pedemontana ovviamente. Certo. Allora, al nord-est un po' in generale è andata circa come ci si aspettava, nel senso che sono state date parecchie allerte meteo, però era più che altro per fare della prevenzione. A differenza, ad esempio, faccio una piccola parentesi, del nord-ovest, dove appunto lì c'è stato il grosso del peggioramento di questo minimo depressionario posizionato sulla Francia, e lì abbiamo avuto veramente danni ingenti, tra l'altro purtroppo con vittime anche dispersi. Qui da noi fortunatamente è stata una perturbazione autunnale ordinaria, quindi senza grossi eccessi, con circa un 30-40 mm accumulati sulle zone pianeggianti, parlo sempre dell'alta pianura ovviamente, mentre sulle prealpi abbiamo avuto localmente picchi anche di 100-150 mm, però sono state zone molto isolate. Sappiamo poi bene che con lo scirocco, soprattutto in questo periodo, alcune zone prealpine, come appunto la zona delle valli del Pasubio, oppure ad esempio a nord del massiccio del Grappa, sono zone che sono abbastanza abituate a ricevere tanta pioggia in poco tempo, perché appunto sono di luoghi dove lo scirocco ha sempre fatto il suo sporco lavoro, appunto di sganciare tantissima pioggia, ecco. Però molto localizzate, quindi dicevi come zone, quelle dove ha piovuto molto sono zone molto anche piccole, mi pare di aver capito, se non sbaglio. Sì, diciamo di sì, anche perché se facciamo dei confronti, ad esempio nella zona costiera o comunque del Basso Veneto sono scesi sì e no una decina di millimetri in questi giorni, mentre ad esempio qui da noi ne sono già scesi tra i 30 e i 40, come dicevo. Se andiamo a nord del massiccio del Grappa, nella zona di Valpore, quindi proprio a nord, sopra Serena del Grappa praticamente, siamo ben sopra i 100 mm, quindi se pensate che in linea d'aria, da dove mi trovo io adesso, quindi a Fonte Alto, rispetto a appunto Serena, in linea d'aria non sono poi così tantissimi chilometri, però qui ne sono scesi 40 in 2 giorni e lì solo ieri ne sono scesi circa 150, quindi è una cosa
molto particolare che appunto crea quando ci sono queste situazioni scirocali, queste perturbazioni miti scirocali che appunto fanno l'effetto stau. Si chiama appunto effetto stau perché appunto lo scirocco, andando a sbattere contro la catena prealpina, che è il primo ostacolo orografico naturale che appunto questo vento caldo umido che soffia da sud-est trova, fa appunto sì che le precipitazioni si concentrino appunto in quelle zone, quindi zona ristretta, però appunto che sono piogge spesso insistenti, accompagnate tra l'altro da una ventilazione spesso tra il moderato e il sostenuto, che quindi fanno sì che aumenti la percezione della caduta di pioggia. Ho capito. Ma se invece pensiamo alle prossime ore, cosa potrebbe succedere secondo te? Allora, guarda, qui a casa mia ha già iniziato a piovigginare, sinceramente. C'è un timido raggio di sole, ma è solo un preludio perché appunto tra il pomeriggio e la prima serata dovrebbe comunque peggiorare nuovamente e probabilmente la notte passerà bagnata. Ecco. Ci aspettiamo circa un 10-15 mm più o meno. È una stima secondo i modelli matematici che seguiamo. E comunque anche domani la giornata sarà all'insegna della variabilità. Ecco, al mattino probabilmente potremo ancora avere dei piovaschi sparsi. Tra l'altro tra ieri mattina e questa notte le temperature, come potete sentire, sono ben scese, quindi non escludiamo anche un ritorno della neve oltre i 1.800-2.000 metri. Ah, ecco, questa è una novità. Però si può parlare di pericolo scampato rispetto agli allarmi che ci sono stati nelle scorse ore? Sì, beh, qui da noi diciamo che la situazione è tutto sotto controllo, insomma, si sono gonfiati un po' i fiumi, però la situazione, insomma, non ha destato particolare criticità. Penso che addirittura non siano neanche stati superati i livelli di guardia, insomma, i livelli di pericolo per quanto riguarda la rete primaria. Poi magari a livello locale sicuramente ci sarà stato qualche problemino, però insomma, ecco, non ho sentito di grandi criticità. Sono stati abbattuti anche un po' di alberi dal vento ieri, mi hanno detto, appunto verso la zona di Serè, su alcune zone dell'altopiano di Asiago, però ripeto, sempre eventi molto localizzati, quindi insomma ci sta, voglio dire, capito? Non è nulla di eccezionale, ecco. Chiaro, ma invece per quello che riguarda la prossima settimana, quindi i prossimi giorni, puoi dirci qualcosa? Sì, sembrerebbe che il tempo si mettesse abbastanza a posto da martedì, con temperature tra l'altro gradevoli, minime che probabilmente saranno fresche grazie anche ai cieli sereni, quindi potremo anche andare al di sotto dei 10 gradi, quindi anche tra i 7, gli 8, i 9 gradi fino in pianura. Però di giorno tutto sommato si starà abbastanza bene, insomma raggiungeremo sicuramente i 18-20 gradi con punte anche forse superiori, quindi insomma con il sole si starà decisamente meglio, specie nelle ore centrali. Beh, insomma, questa è una buona notizia, direi, che ci dai, e quindi speriamo ovviamente che sia proprio così. Bene, direi che non c'è altro da aggiungere, non so se hai tu qualche cosa particolare da dirci in più, se no ci salutiamo. Bah, guarda, io ti dico solo che con il collega Stefano, essendo amanti della neve, abbiamo le macchine con il pieno e calde per eventualmente fare un piccolo sopralluogo a Cima Grappa, però come ho detto prima la situazione è molto al limite per quella zona, anche perché insomma si trova a 1700 metri e lo zero termico sembra un po' altino per avere la neve, per avere anche insomma un leggero accumulo, ecco. Quindi noi siamo pronti, però probabilmente guarderemo da casa anche lì la pioggia. Risparmierete la benzina. Vedremo però. Dai, vediamola in chiave positiva, risparmi la benzina fino a quando non arriva la neve sul serio. Bene. Nicolas, grazie infinite, grazie di questo aggiornamento puntuale e preciso, e poi ci sentiremo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie a voi, buona domenica a Nicolas Farronato, che ci ha un po' dato aggiornamenti sulla meteo per quanto riguarda la pedemontana, e meteo che ieri è stato, diciamo,
negativo a Venezia, come abbiamo detto già in apertura, insomma il Mose è stato acceso e ha funzionato. Abbiamo già sentito il Presidente del Veneto Zaia che ha un po' detto quanto sia stata storica la giornata di ieri. Sentiamo anche il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha parlato pure di una giornata storica per Venezia e per la popolazione, soprattutto con il Mose che ha funzionato. Resta ancora però, ha sottolineato Brugnaro, molto da fare. Sentiamolo. Sono le 10:10, Mose è sollevato, possiamo vedere che la marea in questo momento sono 70 cm di dislivello tra il mare fuori, qua siamo a Malamocco, e dentro la laguna. Adesso aspettiamo altre 2 ore di apporto, perché a noi risulta un picco adesso, in questo momento, fino a mezzogiorno dove tirare il vento di scirocco, però la differenza è evidente. Il Mose stabile, restiamo in attesa, siamo fiduciosi, però per il momento siamo soddisfatti. No, incrociamo le dita. Buon ancora. test e veramente una buona serie di dati utili per la messa a punto definitiva. È chiaro che è una giornata storica per Venezia. Mose prova riuscita, così il primo cittadino entusiasta. Una giornata per me fantastica, perché abbiamo dimostrato che funziona. Non è ancora nelle condizioni più gravose, sicuramente ci saranno altre prove ancora più performanti, però avevamo un scirocco a 19 nodi. Sono aperte bene, un dislivello di 70-80 cm. Note tecniche doverose, cui non si può prescindere, visto che la faraonica opera deve ancora essere ultimata. Per cui dobbiamo finirlo intanto, dobbiamo pagare le imprese, dobbiamo chiudere i conti, dobbiamo fare le opere di compensazione. Pensate che a Pelestrina c'è un muretto al largo, che tanti ignorano che esista, ma che serve per rompere la marea. È calato negli ultimi 20 anni, perché il progetto è vecchio, di almeno mezzo metro, per cui bisognerà rialzarlo. Tutto questo per non avere l'erosione della costa di Pelestrina, insomma, tutta una serie di cose. Poi c'è la non secondaria questione manutenzione con relativi costi. È un tema tecnico e forse più di costi che di altro, su cui penso collaboreremo, ma le idee sono già abbastanza chiare, le risolveremo facilmente questa cosa qua. Irrisolto invece il tema della gestione del Mose, che dopo lo scandalo Tangenti vede completamente esclusi Comune e Regione. Cioè questa agenzia che è stata inventata a Ferragosto dentro un provvedimento di emergenza come il Covid, dove è stato escluso sia il Comune che la Regione, anche soltanto per la definizione di chi sarà il presidente di questa agenzia, e comunque è impensabile pensare che la gente che abita a Pelestrina o che abita a Castello, alla Giudecca, non siano coinvolti in qualche modo per decidere le modalità, o gli operatori del porto, insomma. È chiaro che questa cosa non ce la mettiamo via, insomma, è un esproprio che non ha neanche senso di esistere, non conviene a nessuno. Ma per l'intanto il bilancio è più che positivo. Tornando all'oggi, conclude. È andato tutto bene e penso che le persone possano cominciare a vedere un orizzonte di vita più tranquilla, più normale. Da Venezia c'è anche una notizia di cronaca, con 5 imbarcazioni con i motori truccati sequestrate dalla Questura di Venezia durante l'ultimo servizio dell'operazione Acque Sicure. Oltre ai sequestri, i barchini sono stati affidati in custodia giudiziale, uno invece è anche in custodia in questura, e sono state staccate 11 contravvenzioni per una somma totale di 10.000 euro. Era una notizia che non c'entra ovviamente col Mose, ma che è avvenuta di cronaca, che è avvenuta a Venezia. Ci fermiamo ancora per un attimo, poi torniamo e riprendiamo il nostro giro in Veneto. (12:35), domenica 4 ottobre, abbiamo guardato insieme i dati che sono arrivati dalla Regione Veneto con i nuovi casi positivi registrati nella notte, poi li riguarderemo insieme. Sempre sul Covid vi ho detto che il che il direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani di Roma si è detto preoccupato sia per i trasporti pubblici, quindi che chiede alle città di aumentare il numero di mezzi a disposizione, sia per quello che riguarda i contagi in famiglia, cioè che secondo lui molti dei contagi arrivano in famiglia e i ragazzi poi li portano a scuola. C'è stato un aumento anche dell'età media dei contagiati, proprio che confermerebbe questo dato, cioè questo legame con quello che accade all'interno delle famiglie. I contagi in Veneto, se calcoliamo le 24 ore,
sono 261 in più con una vittima, questo tanto per riassumere in maniera molto sintetica quello che è accaduto, e ci sono 9.500 persone in Veneto in isolamento domiciliare, quindi in quarantena, delle quali 2.693 sono anche positive, gli altri sono negativi, che aspettano probabilmente l'esito del tampone, per precauzione ovviamente sono comunque tenute a rimanere in casa. Poi parleremo ancora di Covid e anche di MOSE, perché abbiamo detto che l'altra notizia del giorno di ieri è stata l'attivazione del MOSE, che ieri ha funzionato, cioè è riuscito il MOSE a bloccare l'acqua alta che non è arrivata a Piazza San Marco, mentre altro, diciamo, così, evento di questi giorni è il compleanno del Ponte Vecchio di Bassano, che il 3 ottobre, quindi ieri, sabato, ha diciamo, compiuto 72 anni, opera che è stata inaugurata dopo la ricostruzione post-bellica. Vediamo. 3-4 ottobre 1948 a Bassano c'era la 22esima adunata nazionale degli alpini, si ritrovavano i reduci del secondo conflitto mondiale e anche quelli della Grande Guerra. Quel ponte fu inaugurato dal Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e la raccolta fondi per la ricostruzione fu voluta proprio dal Corpo degli Alpini tramite la loro rivista che era tornata in edicola dopo la guerra, e il ponte da allora si chiama anche Ponte degli Alpini. Dopo essere sopravvissuto ai bombardamenti del 15-18, il Ponte Vecchio fu fatto cadere nel 1945 dalle bombe sia dei partigiani che dei nazisti. L'alluvione del 66 lo incurvò e ci vollero 3 anni per rimetterlo in sesto. È di 30 anni fa l'ultimo consolidamento, su cui si dovette metter mano tra il 2003 e il 2006. Nei prossimi mesi si completerà il restauro, di cui si vedono già colori e forme palladiane dopo lo spostamento delle impalcature sul lato angarano. Alcuni giorni di temporanea chiusura hanno fatto apprezzare ancor di più l'importanza e il ruolo di un'opera fondamentale per la vita quotidiana di Bassano, dei suoi cittadini e dei suoi turisti. E anche dei suoi alpini, verrebbe da aggiungere, grazie a Mirko Cavallin per il servizio, ma insomma un incontro sabato fatto sul ponte anche proprio con un gruppo di alpini che evidentemente hanno deciso di ricordare con la loro presenza questo anniversario così speciale. Sentiamoli. Oggi cade il 31esimo anniversario del nostro corso di Aosta, quindi noi 31 anni fa ci siamo trovati da tutta Italia a fare il 137esimo corso ufficiali alla caserma di Aosta. Non vi vedevate da allora oppure a qualche adunata vi siete Qualche adunata, qualcuno sì, qualcuno neanche mai più visto, quindi oggi è la prima volta. Che emozione è tornare qui oggi sul Ponte degli Alpini? È un'emozione fortissima, io vivo a Bassano, lo faccio spesso, però farlo con gli amici di una vita è un'emozione veramente forte, molto forte. Oggi è anche un compleanno del ponte perché 72 anni fa veniva inaugurato dopo il restauro, quindi una data doppiamente importante, no? Wow. Questa qua è stata per noi la storia qua, praticamente ci ha dato delle emozioni fortissime e continua a darcele tuttora, perché avere un motivo per trovarci, a parte il nostro anniversario, trovarci qua dove per noi è la patria e gente da tutta Italia è una cosa veramente molto forte. Cosa vuol dire per un alpino essere sul Ponte degli Alpini, che credo sia l'unico al mondo che porta questo nome? Beh, il massimo, perché noi abbiamo il programma di trovarci qui, di divertirci in città e domani andare a rendere gli onori ai caduti in Cima Grappa. Quindi anniversario del ponte, ma anche anniversario del corso, insieme a ritrovi di tanti amici che non vedi da tanti anni. Passano gli anni e siamo sempre qua. Viva gli alpini! E il 137esimo. Salute ragazzi. Sì, salute. Bellissimo incontro fatto da Mirko Cavallin con questi alpini, avete sentito l'anniversario del loro corso ufficiali. E quindi insomma un bel modo di festeggiare ritrovandosi sul ponte di Bassano. A Roma invece il Papa ha concluso il tempo del creato, iniziato il 1° settembre scorso, giubileo per la terra insieme ai fratelli di diverse chiese cristiane, ha salutato il Papa i rappresentanti del movimento cattolico mondiale
che si sono dati appuntamento a Roma all'Angelus proprio questa mattina, e i vari circoli, le associazioni di riferimento, insomma si rallegra il Papa per tutte queste iniziative che si svolgono in diversi luoghi del mondo per diciamo, celebrare questa ricorrenza. In particolare dice: ricordo quelli che si trovano nella zona del Delta del Po, quindi nel nostro Veneto è in corso questa celebrazione, diciamo, del Giubileo per la terra, quindi anche l'ecologia, l'ambiente, insomma tutti i temi che giustamente devono essere trattati, tenuti vivi e sottolineati, ecco, diciamo così. Poi torniamo a parlare di Covid, dicevamo della preoccupazione che arriva da Roma per i trasporti pubblici che dovrebbero essere potenziati e per quello che accade all'interno delle famiglie, che da lì forse potrebbe essere uno dei canali per cui poi il virus viene portato all'esterno nelle scuole, cioè dalle famiglie a fuori. A proposito di Papa, passiamo dal Papa al Patriarca di Venezia. Però l'argomento è completamente diverso, infatti sentiamo anche sul Mose si è espresso il Patriarca di Venezia, ieri è stato attivato il Mose e il Patriarca ha detto questo, sentiamolo insieme. Una giornata lungamente attesa, una giornata che si pone bene nella ripartenza di Venezia e nella circostanza del Covid-19. Speriamo che questa realtà sia funzionale e non solo qualche volta all'anno, ma garantisca la copertura della piazza e della basilica anche quando non ci sono acque estremamente alte. È un momento di gioia, è un momento di fiducia, è un momento in cui noi diciamo che Venezia deve risorgere anche attraverso quest'opera così tanto a lungo attesa. E grazie a Francesco Moraglia, al Monsignor Moraglia, Patriarca di Venezia, che insomma ha comunque richiamato l'attenzione su quest'opera importantissima per la città. E ci rispostiamo nel Bassanese, parliamo di sport, la domenica insomma per fortuna ancora vede la possibilità di praticare sport e speriamo che lo sport non si fermi, una domenica soprattutto di calcio, il meteo insomma finora sta graziando questa zona, quindi possono andare in scena tante gare, in particolare quelle del turno di Serie D, eccellenza e promozione. Allora un po' il riassunto di questo nel servizio di Alex Giuliano. Un'altra domenica di calcio sta per prendere il via e il calendario, anche stavolta, ci regala emozioni e spunti sparsi su e giù fra Serie D e promozione. Iniziamo dal match di cartello del massimo campionato dilettantistico. Alle 15 la Luparense debutta in casa contro l'Adriese in un match che promette scintille in campo e mette in palio già da subito punti pesanti. L'Arzignano cerca riscatto dopo il passo falso di 7 giorni fa e si affida ai propri tifosi per avere la meglio sull'Este. In eccellenza, occhi puntati su Bassano Villafranca. Lo Schio cerca conferme contro l'Abano, mentre il Montecchio Maggiore proverà a spuntarla in casa contro il fanalino San Martino Speme, schiacciato 6-0 nella prima giornata dal Borgoricco. Scendiamo in promozione con l'Eurocalcio che in formazione rimaneggiata dovrà vedersela contro il Trissino, ultimo e per questo a caccia di punti. Derby infuocato fra Rosà e Marosticense, per gli uomini di Gleria nell'occasione giusta dopo il KO col Chiampo, ma il Rosà del neopresidente Milani sembra averne di più sotto il profilo atletico. Poche per fortuna le gare rinviate per emergenza Covid, ma ci potrebbero essere stop a causa del maltempo. Ecco, speriamo che gli stop non ci siano stati, insomma, ci sembra che il tempo abbia tenuto. Prima di fermarci per un attimo, un appuntamento che è in programma domani alle 15, quindi lunedì 5 ottobre, a Lonato del Garda, quindi siamo in provincia di Brescia, ma in realtà lì abbiamo la regione presente, la regione Veneto, perché c'è l'avvio dei lavori della linea dell'alta velocità Brescia Est-Verona, prevista nell'area del cantiere appunto nel comune di Lonato del Garda, quindi la possibilità di vedere che i lavori partono sul serio, lavori per l'alta velocità che collegheranno Brescia a Verona, poi sappiamo anche Vicenza e in futuro anche Padova e Venezia, questo poi è l'obiettivo finale. Insomma, intanto
Si parte con questo cantiere, Regione Veneto con l'assessore De Berti presente sul luogo e quindi insomma vedremo poi gli sviluppi anche di questo cantiere. Ci fermiamo per un attimo, sono le 12:45, poi torniamo insieme naturalmente. Ben ritrovati, 12:48, domenica 4 ottobre. La fotografia dei dati di Azienda Zero relativi al Covid, la fotografia dei dati della notte, 176 nuovi casi positivi concentrati tra Treviso, Venezia e Vicenza, direi soprattutto, un po' meno Verona e Padova con una ventina di casi, la metà quindi delle altre città, e poi a scendere Belluno e Rovigo con 15 e 5 casi rispettivamente. Ci sono 5 ricoveri in più in terapia non intensiva e nessuna variazione, quindi zero è la variazione di casi in terapia intensiva, rimangono sempre 20 i ricoverati in questi reparti. Infine c'è un decesso che si è registrato nella notte, questa è la novità. Scusate, ho cambiato troppo velocemente per passare ad una pagina nostra interna di servizio che ci fa capire quali sono i servizi che possiamo poi mandare in onda, che decidiamo di mandare in onda. Prima però volevo darvi anche una notizia che viene dal maltempo, perché in seguito ai nubifragi nelle ultime 24 ore il livello del fiume Po è salito di 6 metri e sono sotto pressione anche i laghi il Lago Maggiore, il Lago di Como, è quanto emerge da una elaborazione della Coldiretti. Il rapido innalzamento del Po è emblematico della situazione di sofferenza del bacino idrografico del nord, in cui si sono verificate alcune esondazioni dei corsi d'acqua con frane e allagamenti. Parliamo ovviamente del nord-ovest, gravi danni nelle campagne con raccolti distrutti e animali dispersi. Questa era la Coldiretti. Altra associazione di categoria importante invece è quella degli industriali. Ieri c'è stata l'assemblea di Assindustria, di Confindustria, anzi per la precisione, un'assemblea alla quale ha partecipato anche Luca Zaia. Sentiamo un po' com'è andata. Il mood è solo i pessimisti non fanno fortuna. Ottima sintesi, Luca Zaia la mette così e coglie appieno il significato di questa Assemblea Generale di Confindustria Vicenza 2020. Obiettivo dichiarato nello slogan: riscrivere il futuro, sfida che nella stagione dell'epidemia del secolo attende Veneto, Italia, Europa, perché se non si agisce in una dimensione internazionale non c'è futuro per nessuno. Sul palco il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, che parla senza peli sulla lingua, rivendica la centralità dell'impresa e richiama il governo, che ha annegato le politiche del lavoro nel reddito di cittadinanza, alle sue responsabilità. Serve una visione alta, un patto con tutte le parti sociali, una riforma strutturale. Posizione condivisa anche dal segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, che avverte: c'è una situazione sociale che rischia di esplodere, è urgente un nuovo modello produttivo che rimetta al centro la persona. Credo che sia necessario che si inizi una fase di investimenti finalizzati a cambiare il nostro modello di sviluppo. Da una parte bisogna investire nella sanità pubblica e nella scuola pubblica, e dall'altra servono politiche industriali che qualifichino il lavoro e riforme che superino la precarietà nel lavoro, che è il vero male di questa fase. Decisivo è il ruolo dello Stato, gli investimenti pubblici. Le misure europee per l'emergenza fissano uno stanziamento di 540 miliardi, di cui 85 per l'Italia. Il governo, le imprese, i lavoratori, tutti sono chiamati a investire per riscrivere il futuro, costruendo nuove opportunità. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, richiama chi produce ricchezza, che vuole dire anche occupazione, a essere punto di riferimento sociale. Non ho sentito parlare di sussidi, non ho sentito parlare di assistenzialismo, ho sentito parlare di imprese, di volontà di creare occupazione e soprattutto di non avere più tra i piedi l'ufficio complicazioni affari semplici. A me sembra chiara la posizione rispetto a un governo centrale che non dà risposte ai territori. Rimaniamo a Vicenza perché c'è l'arrivo dell'influenza e quindi malattie stagionali che hanno indotto gli esperti a
consigliare la vaccinazione anti-influenzale. Riconoscere, distinguere i sintomi del Covid e quello dell'influenza ovviamente sarà molto difficile, ma fondamentale per la prevenzione. Ecco perché vaccinarsi contro l'influenza potrebbe essere importante. Sentiamo questo servizio della redazione di Vicenza. Al via la campagna vaccinale anti-influenzale che nell'uso ottoberica inizierà ufficialmente il 12 ottobre. Una prima tranche delle dosi destinate alla nostra area sarebbero già arrivate nelle disponibilità dei medici. La macchina organizzativa è già all'opera per offrire il servizio nelle forme previste dalle norme. Quest'anno però sarà particolarmente necessario vaccinarsi. Ad illustrarci i 3 motivi principali, il direttore malattie infettive dell'US Berica, Vinicio Manfrin. La vaccinazione serve a livello individuale naturalmente, perché le complicazioni è vero che compaiono nelle persone più vulnerabili, ma possono comparire anche nei giovani, e comunque è uno strumento essenziale per la salute personale. Perché non si diffonda l'infezione, e questo è il secondo motivo, nel senso che se io, anche se sono giovane e ho una forma modesta, posso infettare altre persone, tra cui alcune persone vulnerabili, tra l'altro le persone anziane che abbiamo a casa nostra, quelle che incontriamo nel mondo del lavoro o nella vita sociale. La terza e grande preoccupazione per quest'anno, per cui stiamo insistendo molto nell'espandere la campagna, riguarda la gestione poi a livello del Servizio Sanitario Nazionale, cioè una epidemia influenzale andrebbe a sovrapporsi all'epidemia Covid, intaserebbe le strutture e renderebbe necessaria una diagnosi differenziale che metterebbe a dura prova, se i numeri sono quelli che potrebbero essere nell'ambito di un'epidemia influenzale, metterebbe a dura prova e i pronti soccorsi e i nostri laboratori e le nostre capacità diagnostico e terapeutiche. Vaccino antinfluenzale consigliato dunque soprattutto per le categorie più sensibili, quelle dei bambini e degli anziani, e poi ovviamente a seguire tutti gli altri. C'è da capire bene chi somministrerà il vaccino. Le farmacie sembrano non avere molte dosi a disposizione, probabilmente sarà tutto gestito e controllato a livello più centrale, almeno questo è quello che abbiamo capito in questi giorni. Abbiamo parlato di Mose, abbiamo parlato di Covid, abbiamo parlato anche di industriali, perché no? Insomma, abbiamo cercato di tenervi compagnia per quest'ora aggiornandovi su quello che accade, ma il tempo che sembra insomma aver colpito più il nord-ovest che il nord-est, e quindi a nord-est con perturbazioni molto meno forti, diciamo, di quello che è accaduto in Piemonte. Direi che è tutto, poi naturalmente rimaniamo insieme tutto il pomeriggio fino ad arrivare all'appuntamento con i nostri notiziari, Bassano alle 18:50, poi Vicenza alle 19:15, insomma tutto come al solito, anche se è domenica. Intanto grazie, buon pranzo e ci vediamo più tardi.